la luce è il 90% della fotografia, quando hai trovato il momento giusto, l'ora giusta, sei già manca solo il taglio, basta. In questo posto siamo venuti stamattina, ci hanno rimbalzato perché non potevamo entrare, abbiamo insistito di nuovo per venire oggi pomeriggio e mi sembra che sia una delle location più belle che abbiamo visto qui a Trieste. Sto vedendo una Trieste diversa dal solito. Il mio rapporto con l'acqua è solo di lavoro perché io non so nuotare, temo il mare, però mi piace un casino quando c'è il mare grosso, l'approccio che ho col mare è di paura, però mi affascina molto, ecco, forse perché ho paura del mare, per cui lo rispetto e cerco di portare sempre a casa la pelle, però mi piace sempre uscire col mare grosso, ecco. La foto perfetta per la barcolana è quella col faro, con tutte le 2000 barche che ci saranno alla partenza. Ogni anno cerchi qualche angolo nuovo, con il castello di Miramare, tutto, però questa è una regata unica, con una sola partenza con 2000 barche, bisogna continuare a rispettare e a enfatizzare che sia così, sia inutile andare a trovare delle cose stranissime quando quella foto lì è quella che parla, per cui rappresenta la città e rappresenta una delle barche che ci sono di questa regata.